cri cri, cri cri. Uomini illustri. Ebbene sì! Ebbene sì, basta adesso! Dai, basta per piacere, basta per piacere, va, ancora un pochino che mi gasa, ecco, basta. Va bene. Dunque, stiamo riscuotendo un enorme successo che hanno telefonato anche dalla Val d'Aosta, hanno detto guardi, e per la serie Uomini illustri vorrei parlarvi di un personaggio che non conosce quasi nessuno, Garibaldi. Vabbè. Però voglio parlarvene non delle cose che più o meno sappiamo già cosa ha fatto, le imprese, ma da un punto di vista diverso, perché è stato poco tempo fa inaugurato il centenario, hanno fatto festa, hanno scritto libri, Craxi che ha inaugurato il monumento Garibaldi, Spadolini è andato a quarto, ha detto voglio buttarmi, andare a Marsala a nuoto, hanno fatto convegni su Garibaldi. È una cosa che mi ha colpito, io che giro un pochino l'Italia, che in tutti i posti, in tutti i paesi d'Italia, in qualche casa, in ogni paese c'è una lapide con scritto qui ha dormito Garibaldi. Che mi ha incuriosito, perché o Garibaldi dormiva sempre, o se no, cosa faceva? L'azienda autonoma di soggiorno prendeva Garibaldi mentre dormiva, con letto e tutto, e lo portava un po' a Brescia, un po' a Mantova, un po' a Caltanissetta, per far vedere che ha dormito da tutte le parti. Dunque Garibaldi, una curiosità su Garibaldi è che era, cosa posso dirvi, era uno dei più grossi tacchini del Risorgimento. Era un playboy pauroso. Lui intratteneva corrispondenze con donne da tutto il mondo, gli scrivevano donne perché aveva un buono con le donne Garibaldi, scrivevano Garibaldi, ti amo, mandami una ciocca di capelli. Lui ha resistito per un po', poi stava diventando come Kojak, ha interrotto la corrispondenza. E aveva un buono con le donne, finché, come tutti i playboy, incontra una donna che lo disintegra dalla gelosia, Anita. Anita Garibaldi come conosce Anita? Guardate che sono cose vere, ora ci giochiamo ma è tutto vero. In Sud America, Garibaldi era lì che girava al Sud America, va in una trattoria del Sud America e vede Anita. Sapete cosa le dice appena scoppia un amore alla prima vista? Va da Anita e le fa: donna, tu sei mia, e quando dico mia, dico che sei mia. Da lì il long plan di Lucio Battisti che ha copiato, donna, tu sei mia. Lei è rimasta, Dio che sei rimambito, Dio. E il giorno dopo sono scappati insieme. Perché? Dunque, Anita era sposata, innanzitutto. Il marito, visto che Anita scappava, cosa ha fatto? Dalla disperazione ha dato un'enorme festa che se l'era levata dalle scatole questa qua e muore con felicità poi dopo. Allora Anita si manifesta subito gelosissima, gli fa tagliare i capelli innanzitutto, gli taglia tutti i capelli, lo fa vestire di grigio, degli spigati, faceva diventare come Emilio Fede, proprio ridotto malissimo. Ecco, lo aspettava dalle battaglie, aveva una gelosia incredibile, perché lo aspettava lì in tenda, quando arrivava da una battaglia arrivava Garibaldi, Anita sto male, dammi una borsa dell'acqua calda. E lei diceva, dove sei stato? Con chi sei stato? Ma guarda, con i Borboni. Che Borboni? Avevi due sbarbine, tu e Biccio, lo distruggeva. Poi non contenta di questo, invece di aspettarlo, ma guarda che è vero, invece di aspettarlo andava in battaglia con lui. Ecco perché è diventata l'eroina. Andava in battaglia per seguirlo che non avesse dei movimenti strani. Allora a cavallo con le pallopole, zip, Garibaldi, c'hai un piede a terra qui, Io lo so che c'hai un piede. E poi muore Anita e lui ritorna a fare il tacchino con inglesi, aveva buono con le donne inglesi, gli scrivevano dal Sud America, da tutte le parti, aveva più buono lui che un bagnino a Rimini, proprio una cosa incredibile. E incontra la sua seconda moglie, una certa, ora ve la leggo perché non sono cose che mi invento, Giuseppina Raimondi. Giuseppina Raimondi aveva 19 anni, lui 50, un'unione felice. Si sono capiti subito, si sposano, la cerimonia del matrimonio è questa, ma non vi racconto delle storie. Il prete, tutti i testimoni in chiesa,
il prete che dice Giuseppina Raimondi, vuoi tu sposare qui il generale Garibaldi? Sì. E tu generale Garibaldi vuoi sposare Giuseppina Raimondi? Obbedisco. E lì si sposano. Nel mezzo della cerimonia arriva un garibaldino con un telegramma. Garibaldi legge il telegramma e vi giuro, dai testi c'era scritto: dunque, Giuseppina Raimondi, tua moglie, ieri ha dormito con un ufficiale. Quindi, caro Giuseppe Garibaldi, sei cervo a primavera. Garibaldi, giuro. Allora Garibaldi, preso da un raptus, dice: potevate mandarmelo prima sto telegramma, guarda le poste come sono ridotte adesso, figurati fra un po'. Strappa il telegramma, strappa la veste della sposa, strozza momenti il sacerdote, scappa dalla chiesa e si ritira. È talmente arrabbiato che fa l'unificazione d'Italia. E lì dobbiamo capirlo, ecco perché l'ha fatto, perché era un po' sconvolto dal dolore. Poi ritorna, abbiamo un siciliano che dice: cosa dice? Poi sconvolto dal dolore si ritira a Caprera e lì la sua terza moglie, che è la sua terza moglie, se non è Francesca Ramosino, che era la balia dei suoi figli, che era una donna, una balia, quindi se la sposa, aveva 60 anni ormai, un po' vecchiotta, si sposa sta donna che era una donna, una, perché era l'unica dell'isola, non c'era altra, si sposa quella lì. Aia! Beh, abbiamo finito Garibaldi. Le curiosità di Garibaldi sono finite, la massima è una massima di vita che dovete tenere presente. La bigamia è quando un uomo ha una donna in più del necessario. La monogamia lo stesso. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oh!